stasera presentiamo il libro di Maria Pina Brunelleso, che è qui accanto a me, che si intitola Kairos. Ecco, la presenza delle persone veramente molto numerose dimostra che la sua sensibilità, che traspare dai versi, effettivamente è condivisa anche dalle persone che le vogliono bene, le sono accanto. Il suo libro è un libro molto originale, molto profondo, appunto, come dicevo, e che fa riflettere e va letto proprio con attenzione, bisogna soffermarsi su ogni parola, su ogni verso, sulla musicalità di ogni verso. È un dire non artificioso, di solito le poesie sono molto costruite, sono ampollose, il suo invece è costruito in modo da creare delle immagini molto evocative di azioni, di situazioni e di sentimenti, che sono poi quelli comuni a tutti noi, come vedremo ci sarà cioè l'amore, l'amicizia, il rapporto madre-figlia, quindi tutto quello che è proprio la vita, la quotidianità di tutti i giorni. Ogni poesia è veramente un mondo a sé e l'autrice esplora nel libro tutti gli aspetti della vita, dal tempo alle stagioni, appunto i sentimenti umani, come dicevo prima, e soprattutto una cosa molto particolare e molto difficile, è anche la storia, con tutte le sue complessità. È molto difficile fare un libro che abbia dei livelli diversi, così, dove si passa appunto magari da poesie leggere a poesie invece molto drammatiche, dove c'è la sofferenza, dove si descrive la sofferenza. Il viaggio è un vascello, questo guscio di vita silenziosa, in un porto deserto di vento e di vele, fermo nel tedio di un'afa di cicale e di immaginate formiche. Nocchiero il mio pensiero, leva l'anima, vira la prua fra i marosi del cuore, sputato da una bocca di scilla. S'aggrappa all'ultimo scoglio di emerse verità, nel fato azzurro di un mare che non mi beve il sale e la mia rotta ha smarrito le stelle. Senza più sponde per le mie domande, divento foce di remoti fiumi fin nell'Ade profondo. Viaggio nel vortice dell'essere di me ignoto, temendo che la parola non traduca il bacio fino alla perduta Itaca delle tue labbra. Il mondo classico mi ha comunque affascinato per questo concetto del tempo. I greci declinano il tempo attraverso tre concetti fondamentali. L'aion, che sarebbe l'eternità, poi c'è Kronos, che sarebbe il tempo nella sua conseguenzialità ed è rappresentato anche nella circolarità come un serpente che si morde la coda. E poi alla fine c'è Kairos, Kairos che è l'attimo fuggente, l'occasione da cogliere, rappresenta un mutamento radicale, il cambiamento, la rottura, per cui se indaghiamo nella storia, la venuta di Cristo segna un momento divino che cambia, niente più come prima, però anche nella storia di ciascuno di noi può esserci qualcosa, un evento, una decisione che porta a cambiare radicalmente la nostra esistenza. Nei vicoli si fa più stretto il silenzio e ostile stringe i denti il vento, nel rantolo di presenze mute. È un singhiozzo che balza dagli androni bui, con echi lunghi in imbuti di scale e odori di fritti stantii e miagoli distesi, come panni ad asciugar le ore. Non ho valigie né premure, fragile questo mio pensiero, senza difese ad incontrare il largo dei tuoi occhi, in questo girone senza purgatorio. Altri distanti si rincorrono scalzi, nelle briciole dei loro animi sparsi, sotto un cielo di aquile in agguato. Solo una parentesi fra me e la notte, prima che siano chiusi il cerchio e la porta, su cose senza più